Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Naturalmente quello che succede in Veneto è legato a quello che sta accadendo a non tantissimi chilometri di distanza, venti di guerra che soffiano sull'Ucraina. Vediamo tutti i giorni quello che sta succedendo. Tutto questo ha delle ripercussioni anche importanti sulla vita quotidiana di ognuno di noi. Parliamo di prezzi delle materie prime, di costi, anche in termini di timori, paura, ricadute anche psicologiche, ricadute per molti ambiti della vita quotidiana che vanno a sommarsi a 2 anni di pandemia, della quale si spera, però stiamo per vedere la fine. È già stata dichiarata ormai la zona bianca anche per il Veneto in arrivo. Una situazione che sta cambiando giorno dopo giorno, noi ve la raccontiamo quotidianamente qui al Focus TG. Sono già arrivati, visto che parliamo di Covid, i dati, li vediamo poi assieme perché ci confermano la tendenza verso una discesa davvero importante di quella che è l'espressione del Covid in Veneto. Quindi tantissime notizie, i collegamenti da Padova, da Vicenza con le ultime novità da queste città, da questi territori fino alle 13 nel Focus TG, ma iniziamo dalla notizia del giorno, iniziamo dalle ricadute per il Veneto di quello che sta succedendo in Ucraina. Ne abbiamo parlato ad esempio con chi opera in vari settori nell'area berica. Ieri c'è stato un comitato per l'ordine e la sicurezza per capire anche che cosa può succedere, quali possono essere le ripercussioni immediate in territorio vicentino, dove sappiamo la presenza ad esempio americana militare è molto importante. Vediamo il servizio. La follia della guerra, di un'invasione armata in Europa nel terzo millennio, a più di 100 anni dal primo conflitto mondiale, a 80 anni dal secondo, ai confini con un'altra guerra globale, quella sanitaria contro un'epidemia epocale. Vicenza e Kiev, 1900 km lungo l'Europa civile e democratica, una distanza che viene annullata dalle crude immagini di sangue e distruzione che arrivano dall'Ucraina. Un paese così vicino a noi, alla nostra storia, ai nostri valori, alla nostra cultura e alla nostra economia. Vicinanza strategica e militare, visto che Vicenza ospita le 2 basi americane, la Daldin e la Ederle, quartier generale NATO e comando delle forze armate USA dell'Europa meridionale, da cui circa 800 soldati sono stati inviati in Lettonia per rafforzare le capacità difensive dell'Alleanza Atlantica. Nello scacchiere internazionale Vicenza è città strategica nel teatro più vasto del conflitto. Per questo oggi in prefettura si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, in cui è stato stabilito di incrementare l'attenzione sugli obiettivi istituzionali interessati alla guerra, come le 2 basi militari di Vicenza, oltre alla Pluto di Longare. Verrà rafforzato il servizio di vigilanza e controllo del territorio. Vicenza naturalmente è sede di alcune basi, Vicenza e Longare in particolare, però insomma, abbiamo ricevuto rassicurazioni sul fatto che la situazione è sotto controllo e che ci saranno controlli maggiori magari del territorio, come avviene normalmente da protocollo in questi casi. Ma la guerra nel 2022 in un'economia globale registra ricadute anche in Veneto, meta turistica per 1.300.000 russi e ucraini prima della pandemia, che per la provincia di Vicenza rappresentavano il 2,6% dei pernottamenti totali, per una spesa di 2.800.000 euro. Le ricadute peggiori però sono sull'export, che per il vicentino in Russia e Ucraina vale circa 450 milioni di euro. Insomma, la guerra è più vicina di quanto crediamo. Sul campo energetico l'Italia è tra i paesi europei più vincolati alla zona del conflitto. Il 43% del gas naturale importato proviene dalla Russia, che è di gran lunga il primo fornitore di metano del nostro paese. Adesso la guerra avrà ripercussioni pesanti anche sui costi delle materie prime. L'aumento anche delle materie prime, come avviene in tutti i cantieri che sono aperti, pensiamo semplicemente a quello della TAV o ai cantieri dei comuni che avranno un aumento inevitabile, e poi i costi delle materie prime per la parte alimentare e quindi l'aumento della spesa semplicemente andando al supermercato. Quindi tutta una serie di misure che il governo deve attuare per aiutare soprattutto famiglie e imprese.
con il mondo più piccolo nel quale viviamo ormai da parecchio tempo, anche quello che sta succedendo a quasi 2000 km di distanza porta ricadute, lo abbiamo sentito in questo servizio della nostra redazione vicentina, porta ricadute immediate sulla vita di ognuno di noi, quindi l'aumento del gas ad esempio, ma abbiamo visto quello che è successo già nelle ultime settimane con gli aumenti nelle bollette, quindi tutta una situazione che in pochi passi arriva anche a scompigliare la vita quotidiana di tutti noi. Questo succede a Vicenza, ma succede anche a Padova, dove sono in programma anche delle manifestazioni per domani. Vediamo. Padova si schiera contro la guerra in Ucraina, si moltiplicano nella città del Santo le manifestazioni e gli appelli per chiedere l'immediato stop dell'attacco russo. Dopo il flash mob che ha riunito la politica cittadina a Palazzo Moroni, altre due importanti sit-in sono in programma in città. Sabato pomeriggio in piazza Capitaniato la mobilitazione è organizzata da studenti e sindacati, mentre domenica alle 15 davanti alla prefettura la manifestazione per la pace indetta dalle associazioni ucraine che fanno riferimento al console ucraino per le tre Venezie. Una grande mobilitazione a sostegno della comunità ucraina per dire no alla guerra e a ogni conflitto. La manifestazione unirà tutto il Triveneto, tantissime le adesioni, anche il sindaco di Padova Sergio Giordani sarà presente domenica in prima fila insieme alla sua giunta e al presidente della provincia. Sono veramente sbalordito, è una cosa orribile, avrà influenza oltre ad aspetti umani, morti, avrà influenza sull'aspetto economico, sulla ripresa economica, sono veramente preoccupato. Io spero che il buon senso, la diplomazia fermi questo massacro, troviamo le soluzioni, perché veramente dopo una pandemia spaventosa mancava anche una guerra. Nel frattempo il comune di Padova ha deciso di illuminare con i colori della bandiera ucraina il monumento Memoria e Luce alle porte contarine. Nel padovano si stima che siano residenti oltre 2000 cittadini ucraini. Il legame è forte soprattutto per tante imprese del nostro territorio che nel paese hanno sedi ed interessi economici. Le aziende padovane che esportano esportano per dei volumi che sono intorno ai 240 milioni di euro rispetto a 1,2 miliardi che sono quelli dell'intera regione. Quindi queste sono effettivamente a rischio, perché Russia e Ucraina sono delle aree territoriali che hanno destato un grande interesse per le nostre imprese e che sicuramente in questo momento creeranno delle gravi preoccupazioni. Intanto Marco Toson, console onorario dell'Ucraina, ha fatto sapere che per gli oltre 200 lavoratori veneti con cui sono in contatto si stanno allestendo punti di raccolta a Kiev per metterli in sicurezza dai bombardamenti. L'ambasciata italiana nella capitale ucraina ha attivato 4 linee telefoniche per fornire informazioni. Abbiamo visto Vicenza, abbiamo sentito anche le ricadute su Padova. Treviso non è esente da ripercussioni con quello che sta succedendo in Ucraina. È in programma per oggi una manifestazione anche nel capoluogo della Marca. Vediamo il servizio della nostra redazione. Abbiamo ricevuto delle telefonate ai nostri centralini dove si esprime la preoccupazione per l'impossibilità di rientrare in Italia nei luoghi di lavoro, soprattutto da parte di lavoratrici badanti, e il timore è quello di perdere il posto di lavoro. Non solo la paura per le bombe e una guerra senza senso tra le badanti ucraine che lavorano nella Marca e in questo periodo nel loro paese, nelle famiglie di origine. C'è anche la preoccupazione di non farcela rientrare dai propri assistiti e quindi di essere licenziate. Le frontiere sono aperte, il problema semmai è raggiungerle visto il blocco dei voli e le criticità negli spostamenti. Dal canto suo la CGIL le sta rassicurando. Questo non è ovviamente uno dei casi in cui si può essere licenziati, perché credo che la giustificazione sia più che ampiamente provata e visibile. Stando ai numeri della Fondazione Moressa, gli ucraini residenti in Veneto sono circa 17.000, di questi 3.650 nel Trevigiano, l'80% donne, buona parte impiegata nell'assistenza. Di disarmata vicinanza al popolo ucraino parla il vescovo Michele Tomasi in un messaggio invitando alla preghiera, mentre la regione per bocca dell'assessore competente Giampaolo Bottacin fa sapere che la protezione civile è in campo per accogliere eventuali profughi. Le attrezzature sono a disposizione come le tende utilizzate nell'emergenza Covid. Vicinanza fattiva inoltre quella dell'ULS 2. È chiaro che c'è la massima disponibilità
nel momento in cui poi queste persone sono infermieri o sono anche medici, e se la nostra ambasciata, quindi il nostro ministero, autorizza, noi siamo più che disponibili ad accettarli, assolutamente sì, perché abbiamo bisogno sia di medici che di infermieri. Intanto CGIL e Cisle Will per domani, sabato 26 febbraio alle 16, promuovono una manifestazione di solidarietà al popolo ucraino in piazza Santa Maria dei Battuti, nel cuore di Treviso. Parteciperà anche il sindaco Mario Conte, da giorni in stretto contatto proprio con la comunità ucraina di Marca. Fa parte di quei gesti simbolici di solidarietà e di vicinanza al popolo ucraino e in più in generale quei gesti a favore della pace nel mondo, perché troppe volte ne parliamo, però poi vediamo che nella realtà dei fatti ancora nel 2022 piovono bombe e quindi, ripeto, non è una questione politica, non è una questione di appartenenza ad un credo politico o geografico. Io credo che qui si stia discutendo della serenità e della pace nel mondo e quindi certamente porterò anche la mia solidarietà. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra poco, siamo in onda fino alle 13 per informarvi di quel che accade in Veneto, abbiamo ancora tanti servizi, tanti collegamenti da farvi vedere. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che accade in Veneto. Abbiamo visto le prime ricadute, le prime ripercussioni della guerra in Ucraina sulla nostra regione, sulla vita quotidiana di ognuno di noi, dalla casa, dalla cucina delle nostre famiglie fino alle aziende. Arriva adesso una nota dell'ANSA in cui gli industriali italiani si dicono sotto shock per quello che è accaduto. Siamo scioccati, c'è tanta paura, un'evoluzione incredibile, ha colto di sorpresa anche chi lavora da anni in Ucraina, gli industriali italiani. Eravamo impreparati, nessuno voleva credere che si sarebbe arrivati a questo. Lo racconta all'ANSA il presidente di Confindustria Ucraina, il padovano Marco Toson, costruttore, con un'attività a Kiev. Le famiglie sono rientrate, gli imprenditori sono rimasti là a presidiare le loro aziende accanto ai dipendenti. Questo dice Marco Toson, presidente di Confindustria Ucraina. Hanno deciso di non allontanarsi, è stata una scelta difficile. Gli imprenditori sono gli ultimi ad abbandonare l'azienda. Si guarda al futuro, non si sa a che futuro o a quando arriverà il momento di poter cambiare punto di vista, ma gli industriali dicono siamo pronti a investire, ma ora non sappiamo dove andremo a finire. Quindi una situazione di grande incertezza anche per le tantissime aziende che lavorano e lavoreranno, speriamo, in Ucraina. Vediamo anche le ricadute immediate sul turismo da parte della crisi nell'est europeo. La guerra in Ucraina potrebbe costare al turismo veneto milioni di euro in termini di perdita di mercato, una crisi avvertita da più fronti, quello turistico e quello occupazionale. Federalberghi ha fatto le somme, solo la Russia ha contato oltre 1 milione di presenze nel 2019, mentre il mercato dell'est in particolare vale circa 6 milioni di presenze. Mercato russo importante anche perché con una grande capacità di spesa che nel triennio 2017-2019 si aggirava sui 170 euro per notte. La categoria ha invocato la presenza del governo, l'attenzione anche in termini di aiuti per un settore, quello del turismo, strategico per l'economia regionale e nazionale. Il presidente di Air3, Marco Pinzi, ha confermato lo stop dei voli DAI per l'Ucraina con la rotta Venezia-Treviso-Kiev. Secondo le stime della fondazione Think Tank, nel 2019 i turisti russi e ucraini hanno lasciato nella Marca 5 milioni di euro. Preoccupazione anche sul fronte occupazionale è stata espressa oggi dalla Philcamps CGIL di Treviso. Le richieste di cassa integrazione ordinaria in conseguenza a cali di fatturato per quanto riguarda le attività turistiche sono ancora tantissime. Purtroppo gli ammortizzatori sociali legati alla pandemia sono andati in esaurimento al 31 dicembre dell'anno scorso e quindi ad oggi si ricorre a quelli che sono gli strumenti ordinari. Nella Marca soffre il settore alberghiero che ha chiesto numerose ore di ammortizzatori e cassa integrazione. Difficoltà per le attività turistiche maggiori nella zona della Sinistra Piave, riferisce il segretario Philcamps, e per i centri storici rimasti orfani dei grandi eventi. Noi siamo peraltro da giorni
in contatto a livello nazionale con il Ministero e con il Governo, perché abbiamo chiesto di stanziare ulteriori interventi cosiddetti in deroga per prorogare gli ammortizzatori sociali, perché nei nostri settori, per il commercio e per il turismo, ad oggi dureranno solo 6 mesi, perché è ciò che prevede la legge. Per questo saremo in piazza a Venezia il 4 marzo. Nella capitale turistica del Veneto, flash mob in contemporanea ad altre 5 città italiane. La guerra alle porte dell'Europa creerà di sicuro, sta già creando una crisi sotto il profilo economico, finanziario, creerà una crisi, andrà ad acuire probabilmente quella che è la crisi sociale già in atto adesso, ma andrà a creare anche una crisi umanitaria, perché sono centinaia di migliaia le persone che stanno scappando dalle zone di guerra e come sempre succede in questi casi il Veneto è fra i primi ad alzare la mano, a dire noi ci siamo. L'assessore Giampaolo Bottacin dice protezione civile in campo per l'accoglienza dei profughi ancora prima che questa emergenza si proponga. Sentiamo l'intervista. Il sistema della protezione civile del Veneto si sta attrezzando per qualsiasi tipo di evenienza. In modo particolare ipotizziamo la possibilità che possano raggiungere il nostro paese eventuali profughi sfuggiti alla guerra e pertanto ieri con la nostra direzione della protezione civile abbiamo avviato le procedure per verificare la disponibilità di attrezzature, di mezzi, di uomini per un'eventualità di questo tipo, per cui ovviamente passiamo da un'emergenza all'altra, dal Covid adesso c'è questa situazione emergenziale e dobbiamo pensare anche a questa ipotesi. So che il Consiglio dei Ministri oggi ha deliberato uno stato di emergenza per 3 mesi per garantire l'operatività, la piena operatività della protezione civile, per cui noi ci stiamo attrezzando e siamo ovviamente pronti con tutto il nostro esercito di pace fatto da volontari e volontari di protezione civile in grado di dare supporto a queste persone che dovessero aver bisogno. Questo modo di dire utilizzato dall'assessore alla protezione civile del Veneto Giampaolo Bottacin, esercito di pace, ha un particolare valore in questo momento storico in cui eserciti invece non sono certo in pace, dicevamo, alle porte dell'Europa. C'è chi è pronto a intervenire dal punto di vista delle operazioni regionali di protezione civile e c'è chi si propone già per dare una mano per quella che sicuramente si proporrà come emergenza umanitaria. Il sindaco di Romano Dezzelino, in provincia di Vicenza, a poca distanza da Bassano del Grappa, dice siamo in cerca di alloggi per un'eventuale emergenza. Sentiamo. La luce di speranza che molti hanno visto nelle scorse settimane per l'attenuarsi della morsa del Covid è diventata inaspettatamente buia, scurita dalle notizie sul conflitto russo-ucraino. Una guerra le cui ripercussioni si riflettono anche nel nostro territorio. Sono tante, ad esempio, le badanti di origine ucraina che lavorano nel Bassanese e che stanno cercando di trovare una sistemazione ai propri familiari in fuga dalla zona di guerra. A Romano Dezzelino il sindaco Simone Bontorin ha rivolto un appello ai cittadini per capire la disponibilità di alloggi, di camere, di aiuti di prima necessità per tutte le esigenze che si dovessero manifestare nel prossimo futuro in relazione proprio all'emergenza ucraina. Una richiesta di collaborazione estesa anche ai parroci, ai direttivi delle associazioni, al fine di capire in cosa ciascuno potrebbe essere d'aiuto. Per coordinare le disponibilità, il contatto a cui inviare le informazioni è staff@comune.romano.vi.it. Quindi per chi volesse aderire, ovviamente questa è una prima azione, poi siamo certi che tanti altri comuni, tante altre associazioni, tanti altri gruppi daranno vita ad azioni simili. Chiudiamo questa pagina dedicata ai venti di guerra con una voce, la voce di qualcuno che conosce molto bene quelle terre, quelle persone e ha delle persone care ancora in pericolo.
La notizia ho preso anzi dalla mia mamma che mi ha chiamato 6 del mattino, le prime parole cosa mi ha detto: siamo in guerra, siamo in guerra. Di solito mi chiama e dice ciao, ciao, come stai? Invece questa volta senza ciao, senza niente, nessun buongiorno, ha detto siamo in guerra, ripetuta circa 10 volte. Sono ore di angoscia per Oksana Kovalevich, donna ucraina molto nota in città, moglie di Sergio Povegliano, titolare dell'omonima agenzia immobiliare. I suoi cari si trovano nella cittadina di Berezne, 400 chilometri da Kiev. Sotto la finestra di mia mamma ce ne sono tanti carri armati che andavano verso Bielorussia, verso i posti più caldi in città. I miei nipoti, che sono 1000 chilometri dalla casa propria, stanno studiando in città Zaporizhia, che sarebbe 200 chilometri da Donetsk, Donbass. Quel Donbass epicentro delle tensioni, ma la guerra, come si sa da 48 ore, coinvolge l'intero territorio ucraino. Kiev è sotto assedio e l'ordine del Cremlino alle truppe russe è quello di prendere il potere. Anche la famiglia di Oksana sta cercando di mettersi al riparo. Scappare potrebbe essere ancora più pericoloso. Ieri pomeriggio mi ha detto che prepara tutto possibile, coperte calde, l'acqua, le prime cose necessarie. Se suonano le sirene andrà sottointerrato per un riparo. Stanno lì, non hanno intenzione da nessuna parte di spostarsi, perché ho detto mamma, spostarsi può darsi più pericolo, come stare sul posto. Seguite cosa vi dicono e basta. A Oksana e al marito Sergio l'abbraccio della comunità trevigiana. Molta gente ci ha chiamato, anche me mi ha chiamato appunto perché sanno la situazione, sanno che mia moglie naturalmente è ucraina. La comunità italiana io solo ringrazio, perché tra ieri e oggi ho sentito tantissime telefonate dai trevigiani, dai italiani che sostengono, stanno vicino a me. Io vi ringrazio a tutti. Chi scrive, chi chiama, a volte non riesco a parlare perché parlare di certe cose mi viene male. Ringrazio a tutti che vi sostenete. Grazie. Sono tantissime le persone che si trovano in queste condizioni, naturalmente ne sentiremo altre di voci nel corso della nostra informazione. Da qui ai prossimi giorni vedremo anche in base a quello che succederà, come evolverà questa situazione. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, andiamo subito in collegamento con Padova, abbiamo tutte le notizie del territorio, arriviamo fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Come sapete, nel nostro telegiornale, nella nostra informazione è prioritaria l'informazione in diretta, quello che sta succedendo. E allora andiamo subito a Padova, dove Valentina Visentin è con Cristian Roque Allende davanti al municipio padovano in una giornata così bella che sembra un po' stridere con quelli che sono i venti di guerra, le notizie che riguardano la pandemia, tutte le situazioni davvero complicate che stiamo vivendo da troppo tempo ormai. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Ferdinando, come vedi alle mie spalle la città di Padova, i bambini vestiti in maschera in questo ultimo fine settimana di carnevale, tanta gente, niente mascherine perché ovviamente siamo in zona gialla, quindi niente mascherine all'aperto, è caduta l'obbligo delle mascherine all'aperto, la città che continua a vivere ma che non dimentica la situazione attuale, soprattutto la crisi in Ucraina, e infatti la città di Padova si prepara a 2 manifestazioni proprio a sostegno della popolazione ucraina. Lo vedete alle mie spalle, intanto in giro per la città sono comparsi questi manifesti per dire no alla guerra, e oggi pomeriggio la prima manifestazione in piazza Capitaniato, quindi poco lontano da qui dove mi trovo io, è una manifestazione contro la guerra e per la pace indetta dagli studenti, ma a cui parteciperanno anche i sindacati. Questa è la prima manifestazione in attesa di quella che invece sarà
la più grande manifestazione a sostegno dell'Ucraina prevista per domani alle 15 davanti alla prefettura di Padova, organizzata da tutte le associazioni ucraine nel territorio che fanno riferimento al console onorario ucraino per le 3 Venezie, Marco Toson, che ha appunto organizzato questa manifestazione che richiamerà cittadini ucraini ma tutti i cittadini del Triveneto, perché è aperta a tutti. Lo stesso sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha detto che vi parteciperà. Intanto c'è molta preoccupazione per tutti gli imprenditori padovani che hanno deciso di rimanere in Ucraina a presidiare le aziende in un territorio che è assediato dai bombardamenti. Questa insomma la notizia della giornata. Quindi, come vedete dalle immagini di Christian Roque Allende, tante mascherine, tanta felicità come è giusto che sia per i bambini, una città che si sta riprendendo dopo la pandemia, ma che appunto continua a guardare anche alla situazione davvero delicata dell'Ucraina, che è un paese insomma che ha forti legami con il Veneto, anche con la provincia di Padova, visto che molti imprenditori hanno lì le sedi delle loro aziende. Valentina, e come vi abbiamo già detto nei nostri servizi, parliamo di... Certo, sì. Valentina, scusa, ti interrompo perché tu hai citato Marco Toson, stai parlando appunto di attività imprenditoriali. È lo stesso Marco Toson, presidente di Confindustria Ucraina, che ha costruttore padovano, che ha rilasciato importanti dichiarazioni all'ANSA. È la stessa persona, quindi un punto di riferimento sì, molto importante per il territorio. È il punto di riferimento. Assolutamente sì, perché come vi stavo dicendo l'export nei confronti dell'Ucraina è molto alto qui nel Padovano, ma soprattutto ci sono tante aziende che hanno le sedi distaccate di produzione lì in Ucraina, quindi insomma si guarda davvero con attenzione. Ovviamente c'è tutto l'aspetto umanitario, perché le foto, i video dei bambini ucraini in fuga colpiscono chiunque, ma poi c'è anche tutto l'aspetto economico e le ripercussioni che questa guerra sta avendo sull'economia. Valentina, mettiamo da parte per un attimo le ripercussioni e le ricadute di quello che sta succedendo alle porte dell'Europa. Padova, lo sappiamo ormai da qualche giorno, è nel bel mezzo di una campagna elettorale per le comunali. Ci pare di capire anche notizie di politica cittadina in arrivo. Assolutamente sì, i giochi sono aperti in vista delle comunali che dovrebbero tenersi tra maggio e giugno. Ancora la data non è stata definita, ma i giochi sono aperti, i candidati stanno cominciando a schierare le truppe, per dire così, ma anche ad aprire le sedi. Ha iniziato ad aprire la sede proprio oggi, poco lontano da qui, vicino a lato di Palazzo Moroni, l'avversario principale del sindaco uscente Sergio Giordani. Sto parlando di Francesco Peghin, il candidato civico ma sostenuto da tutto il centrodestra, visto che la settimana scorsa tutti i partiti di centrodestra hanno ufficializzato il sostegno a Francesco Peghin, che oggi ha aperto la sua sede elettorale qui a Padova con il colore rosa. Serve Padova, questo è lo slogan, un punto di ascolto, perché sarà una campagna elettorale all'insegna dell'ascolto dei cittadini nei vari quartieri. Tante le iniziative, tra cui una sorta di geolocalizzazione in cui i cittadini potranno sapere dove si trova il candidato Peghin e raggiungerlo nei quartieri per fare le domande, ma soprattutto Peghin ha annunciato che rinuncerà, se diventerà sindaco, rinuncerà al suo stipendio e lo devolverà ad un fondo a sostegno dei padovani in difficoltà. Non avrà un portavoce e il contributo destinato alla portavoce sarà anch'esso destinato a questo fondo a sostegno dei padovani più in difficoltà. Questa è la novità più importante di questa giornata padovana per quanto riguarda. Allora, rientriamo. Valentina, vediamo se Valentina ci sente. Abbiamo qualche piccolo problema di audio. Allora, finché Valentina sistema il microfono, torniamo in studio, aspettiamo che i nostri colleghi siano di nuovo pronti per questo collegamento. Allora, comunque, in ogni caso, il commento a questa notizia di politica è che quella che è già iniziata sarà una campagna elettorale molto, molto calda nel Padovano. Torniamo da Valentina e da Christian Roque Allende. Allora, Valentina, stavamo dicendo che anche con queste notizie, insomma, si capisce già che sarà una campagna elettorale piuttosto calda, quella per Padova. Accesa. Ecco, accesa è una definizione calzante, però sappiamo che Padova anche mira al futuro
a un riconoscimento piuttosto importante? È partito un percorso o comunque pare che si voglia partire con un percorso? Assolutamente sì, notizie di pochi minuti fa, ce l'ha annunciato al microfono l'assessore alla cultura Andrea Colasio. Padova si vuole candidare a capitale italiana della cultura per il 2025, l'amministrazione comunale ha deciso di affrontare questo percorso, quindi dopo essere stata capitale europea del volontariato nel 2020, dopo aver riconoscimento UNESCO dell'Urbs Picta nel luglio del 2021, adesso questa nuova sfida per Padova che diventerà quartiere culturale, che appunto vuole candidarsi a capitale italiana della cultura per il 2025, una sfida ambiziosa ma che insomma vede la nostra città in buona compagnia, ma soprattutto con un buon bagaglio e tante carte da giocare. È bello vedere che il Veneto, che ricordiamo è già in corsa con Vicenza per la capitale dell'anno precedente, e con Chioggia, ci pare di ricordare che sia ancora in ballo la candidatura di Chioggia, si propone, d'altronde la regione più turistica d'Italia, fra le più importanti al mondo. Abbiamo visto anche prima le ricadute immediate di quello che mancherà probabilmente con i turisti russi e ucraini in zona. Valentina, prima di lasciarti andare ti leggo un'ANSA che riguarda comunque Verona, ma che potrebbe riportare notizie molto simili a Padova. Migliaia di persone hanno preso parte al presidio promosso in piazza Bra a Verona dai sindacati per chiedere la pace, davvero tantissime persone. È plausibile pensare quindi che anche al presidio padovano, come sarà negli altri presidi nei capoluoghi di provincia, ci sarà parecchia gente, quindi lo sentiremo poi nel corso della nostra informazione. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Torniamo in studio. Allora, abbiamo sentito notizie da Padova. Padova è città sempre molto, molto viva politicamente, anche sotto il profilo sociale. Ci si sta già muovendo per chiedere a gran voce che venga ripristinata la pace. Ovviamente quello che può muovere l'opinione pubblica in questo momento, secondo alcune linee di pensiero, è comunque non del tutto influente su chi sta prendendo invece decisioni importanti a qualche migliaio di chilometri da qui. Abbiamo parlato di economia, abbiamo parlato di ricadute sull'economia, parliamo invece di economia da un punto di vista congiunturale, perché la CGIA di Mestre dice che per il super bonus lo Stato spende 20 miliardi per lo 0,9% degli edifici, è il medesimo importo del reddito di cittadinanza, dice la CGIA di Mestre, ma stanziato tra virgolette per i ricchi. Vediamo se abbiamo un commento su questo. Anche in Veneto col 110% i vantaggi hanno interessato pochissime persone, in massima parte benestanti, con livello di istruzione medio-alto e con proprietà immobiliari ubicate in particolar modo nei centri storici delle grandi città. È una misura che va ripensata, anticipando la riduzione delle detrazioni, così come previsto dall'ultima legge di bilancio. Parleremo di economia, di un funerale del commercio della montagna in arrivo e di tanto altro dopo la pubblicità. Abbiamo anche un collegamento in ballo con la nostra redazione vicentina per sentire tutte le novità dall'area iberica, quindi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo stati pochi minuti fa a Padova, abbiamo visto una città decisamente viva con tante mascherine del carnevale e pochissime mascherine invece anti-Covid, se possiamo dire così. Naturalmente tutto lecito, tutto permesso, perché in questo momento all'aperto si può stare senza mascherina. Abbiamo visto una città che è preoccupata per i venti di guerra che soffiano alle porte dell'Europa, però ha voglia di ripartire, ha voglia di rimettersi in gioco, ha voglia di pensare anche a temi come quelli politici, visto che c'è in ballo l'elezione del sindaco fra pochissimo tempo. Sentiamo invece com'è Vicenza, lo sentiamo dalla voce di Luisa Bertini,
di Luisa Albertini. Allora, fra pochissimo dovremo essere collegati con la nostra redazione vicentina perché per avere tutte le novità dall'area iberica, facciamo un collegamento al volo dalla redazione fisicamente perché da fuori in questo momento i nostri colleghi sono appena tornati dopo aver raccolto tutte le informazioni. Abbiamo però qualche piccolo contrattempo, quindi andiamo a vedere, stavamo parlando di commercio, vediamo quindi cosa sta succedendo in alcune zone del Veneto. Andiamo in altopiano dei 7 comuni. Ci sono dei commercianti che hanno deciso di celebrare il funerale del commercio dei piccoli negozi di montagna, funerale che verrà celebrato stasera. Noi lo seguiremo nel nostro telegiornale TG Bassano e andiamo a vedere però le premesse di tutto questo. Sarà tappezzata con questa epigrafe piazza 4 novembre a Lusiana, dove i commercianti del comune nato dall'unione di Lusiana e Conco celebreranno sabato i funerali dei loro negozi. Qui muore l'imprenditoria montana, recita l'epitaffio, scelto per spiegare cosa sta accadendo. Raddoppio dei costi per l'illuminazione e per il riscaldamento si sono aggiunti all'onda lunga di difficoltà lasciate dalla pandemia. Troppo per chi cerca di sopravvivere in questa bellissima terra d'altopiano. Non ne possiamo più perché continuiamo ad avere aumenti dopo il Covid, il Green Pass, no, tutti contingentati. Bene, adesso riapriamo, arriva la bolletta e cosa facciamo? Cioè noi siamo in continua emergenza da 24 mesi. Per noi il Covid è passato l'aspetto sanitario, tanto di cappello a chi ha lavorato al fronte, ma noi adesso siamo ancora sotto Covid e cosa facciamo? Le luci della piazza saranno spente alle 19 con i commercianti riuniti in un'ideale camera ardente delle loro attività. Negozi di famiglia a servizio della gente dei piccoli borghi di montagna, imprenditori che lottano per non abbassare le serrande sul lavoro di una vita intera, che terranno in mano un centinaio di candele a illuminare la notte che rischia di avanzare. Come dicevamo, stasera noi saremo presenti a Lusiana Conco per sentire anche le voci delle persone coinvolte, delle attività coinvolte in questa complicata situazione. Riusciremo a parlarne in diretta, almeno questa è l'intenzione, poi tutto può succedere, però riusciremo a parlarne in diretta nel nostro TG Bassano, perché quello di Lusiana Conco è un paradigma, è più o meno quello che può succedere in qualsiasi zona della montagna vicentina, ma veneta in generale, con una situazione contingente molto complicata e una crisi che rischia di diventare strutturale, aggiungersi ai mali endemici della montagna. Quindi sentiremo che cosa arriverà, quali voci arriveranno dalla montagna questa sera. Andiamo avanti, sentiamo un altro settore in grave difficoltà, è il comparto primario, che ormai tanto primario non è, perché sembra essere quasi finito in fondo all'agenda politica per troppe volte. Gli agricoltori si sono recati in piazza per far sentire la loro voce. Contro la guerra che affossa anche l'economia sono centinaia gli allevatori, gli agricoltori e i pescatori di Coldiretti arrivati a Forte Marghera con i loro trattori, mucche e prodotti della terra. C'è l'impennata dei prezzi ed è a rischio l'export. Trema un mondo da €1 miliardo. Abbiamo aziende al collasso, in particolare il settore zootecnico e quelli del latte, che non hanno più ormai ossigeno per andare avanti. Stanno producendo a 46 centesimi al litro latte e ne ricavano 40, perciò possiamo immaginare quale sia ormai il poco tempo che rimane di sopravvivenza. Di questo passo le aziende non riusciranno più a coprire i costi per il balzo dei beni energetici e le inevitabili conseguenze negative sui bilanci. Coldiretti avanza delle proposte al governo. Affinché tagli le accise sul costo dell'energia, ma anche di aiuti concreti che vengono dal PNRR, e dobbiamo arrivare in breve tempo all'autoproduzione di energia, e questo si può fare con i pannelli fotovoltaici sui tetti e anche con i biogas e il biometano. Se il caro petrolio spinto dall'invasione dell'Ucraina costringe le barche a rimanere in banchina e a fermare i trattori, le ritorsioni della Russia colpiscono i mezzi di produzione a partire dai concimi, obbligando i coltivatori a tagliare i raccolti, mentre sanzioni ed embarghi bloccano i commerci,
sconvolgono i mercati e favoriscono le speculazioni. Il mangime solo nell'anno del 2021 per le nostre 100 vacche abbiamo avuto 20.000 euro in più per gli stessi numeri dell'anno precedente. L'Ucraina, prima del conflitto, garantiva il 20% delle importazioni italiane di mais, indispensabile per gli allevamenti. È a rischio la nostra stessa sopravvivenza, spiegano gli agricoltori. Oggi compromettere un altro anno dopo 2 anni di Covid è sicuramente un punto di domanda che porterà ulteriori aziende a chiederci se vale la pena di continuare oppure di dover chiudere. Addirittura c'è chi nei giorni scorsi ha paventato che questa esplosione nei costi, la poca attenzione anche denunciata da parte di chi produce in questo caso formaggio e prodotti del settore lattiero-caseario da parte della grande distribuzione possa addirittura causare una chiusura quasi immediata di tantissime attività che metterebbe a rischio anche la presenza di una tradizione storica come quella delle malghe. Parliamo in questo caso dell'altopiano dei 7 comuni con il comprensorio malghivo più importante d'Europa, un riconoscimento da parte dell'UNESCO che si vuole ottenere e anche in tempi piuttosto rapidi. Tutto questo rischia di mettere in seria difficoltà davvero un comparto. Continuiamo a parlare di economia perché parte da Verona la serie di incontri con le istituzioni del territorio a cui la scorsa settimana Veneto Imprese Unite aveva inoltrato le richieste riassunte in 7 punti per salvare migliaia di piccole e medie imprese. C'è stato un primo confronto con la prefettura, l'impegno preso dal prefetto, riferisce il presidente di questa categoria Andrea Penozaiello, è quello non solo di condividere il documento con il Ministero dell'Interno come di prassi, ma di inoltrare le singole istanze ai ministeri e ai tecnici competenti, supportando le riflessioni espresse dalla categoria. Quindi vedremo poi che cosa succederà, istanze che vengono inviate a Roma, vedremo se arriverà qualche risposta. Continuiamo a parlare di economia, ma andiamo a parlare con l'ultimo anello, solo in ordine di, come si può dire, logistico di questa filiera con i commercianti. Guardi, con queste bollette di luce, credo che i piccolissimi negozi e la media distribuzione e anche nell'industria le piccole aziende chiudono tutte, non vedo speranze. Incide tantissimo su quello che è la gestione del negozio, perché sta aumenti del 70-80% della bolletta, quindi vede lei quasi al 90%, quindi a fine mese è una tragedia. La bolletta dell'anno scorso mi sembra di dicembre era sui 2,80, adesso siamo sui 5,20, 5,50. È impossibile consumare meno perché l'energia per far andare i frighi e non si può fare altro. Preoccupazione che riguarda anche i rincari delle materie prime, dalle farine al burro, ai costi di lavorazione che necessariamente portano all'arrotondamento dei prezzi tra chi ha già ritoccato e chi aspetta il periodo post frittelle. Si parla di materie prime, che significa il latte, significa il burro, significa la farina. Finora noi non abbiamo ritoccato prezzi, siamo rimasti con i prezzi dell'anno scorso. Però appunto le frittelle per noi sono un toccasano e finché ci sarà il periodo siamo coperti tra virgolette. Poi vabbè ci sarà Pasqua con le focacce, le colombe eccetera eccetera, però la festa finisce. Aumenta tutto, cioè la carne bovina, c'è i cereali che sono cresciuti in modo vertiginoso, quindi è aumentato la carne rossa, di bovino, tutto, il vitello. Le materie prime sono aumentati gli imballi e dopo tutte le materie, ho iniziato dai farinacei, e dopo in conseguenza anche i prosciutti, perché è aumentato il trasporto, la lavorazione, è aumentato tutto. Ovviamente il Veneto, che non si è mai fermato e non ha alcuna intenzione di fermarsi, guarda già al futuro e mentre si cerca di tamponare un po' le falle di questo momento così difficile, si guarda al domani. Ad esempio, torniamo in altopiano perché
i 7 comuni che a volte vanno ognuno per conto proprio hanno deciso per quanto riguarda il turismo di muoversi in modo unitario. Con la firma dei rappresentanti dei 7 comuni afferenti all'Unione Montana Spettabile Reggenza e Confcommercio Vicenza si attiva il protocollo del turismo, che avvia una serie di strategie e azioni in rete mirate a promuovere il territorio della nostra montagna. Credo che il turista oggi non veda più la necessità di andare in un posto, fermarsi, ma vuole un'offerta turistica importante, non gli interessa spostarsi, l'importante è che tutti quanti insieme, le attività, i territori, i comuni, le amministrazioni, in questo caso in un connubio tra privato e pubblico, possono dare un'offerta importante al turista e soprattutto a un turista diverso che viene dall'altopiano, un turista che frequenta le città d'arte, le fiere importanti che organizza Vicenza, le ville palladiane, così quel turista che potrebbe essere intercettato in questo sistema di collegamento di rete, intercettato, e questo turista potrebbe poi alla fine arrivare anche nell'altopiano. Come funzionerà questo protocollo? No, niente, il protocollo sostanzialmente chiede ai 7 comuni di impegnarsi a mandare tutto il materiale che loro hanno a Confcommercio Vicenza, che gestisce ed è promotore dell'iniziativa e del portale EasyV. Chiede a loro questo, e a noi attività invece, a noi privati, di fare altrettanto, cioè di spingere quella che è l'attività del privato perché sia più visibile sempre sul portale. Si tratta nello specifico del portale EasyV, una delle principali risorse web di promozione turistica del Vicentino, con oltre 200.000 visitatori all'anno. Questa rinascita forse è un punto di partenza da partire tutti quanti assieme e cominciare appunto questo percorso, un percorso appunto tra pubblico e privato, e EasyV pensiamo proprio che sia, ci crediamo sia che sia proprio un punto di partenza per questo rilancio di tutto questo turismo, questa promozione del territorio. Rimaniamo in montagna, rimaniamo nel tema turistico, ma ci spostiamo a Belluno. IAT, acronimo di Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica. In Veneto sono 82 e cambiano volto. Il restyling ha visto quello di Belluno essere uno degli ultimi ad essere coinvolto, ma il primo ad essere inaugurato. È importante inaugurare un nuovo ufficio IAT, soprattutto perché gli uffici IAT nuovi del Veneto sono tutti coordinati tra loro. Questo è importante non soltanto dal punto di vista estetico, nei layout, ma soprattutto nella comunicazione che avviene, nell'interconnessione tra i vari uffici di accoglienza turistici di tutto il Veneto, il che significa che oggi a Belluno noi potremo trovare informazioni non solo del territorio bellunese, ma anche di qualsiasi altro luogo della regione Veneto. Quindi un turista, quando entra in uno IAT di Belluno piuttosto che di Verona o di Venezia, è in grado di avere informazioni di tutto il Veneto. Ora da ciascuno di essi si potrà accedere ad un'informazione turistica che va dalla montagna al mare, dal lago di Garda alle città d'arte, dalle colline ai parchi. IAT a cui si aggiungono 199 infopoint collocati nelle località più piccole e che saranno poi integrati da delle porte dell'accoglienza collocate in luoghi strategici come gli aeroporti presenti in regione, piuttosto che le stazioni ferroviarie di Venezia e Verona. Dobbiamo investire sul turismo, che è una delle risorse fondamentali per la nostra economia, e sicuramente iniziative come questa non possono che aiutare il turista ad avvicinarci alle città, ad avere informazioni, a creare quelli che sono i presupposti perché possa trascorrere delle giornate di vacanza nel miglior modo possibile nei nostri territori. In chiusura del nostro telegiornale non possiamo non parlare di Covid, ricordiamo che non ne siamo fuori, è stata fissata il 31 marzo la fine dell'emergenza, la zona bianca è in arrivo anche per il Veneto, ma soprattutto in questi giorni di festa, in questo ponte di Carnevale, comunque le precauzioni vanno osservate con grande attenzione. Vediamo quindi i dati con la regia di Fabio Verin, sono i dati arrivati questa mattina, ci dicono che ci sono 4.183 nuove positività in Veneto, che portano il numero di casi attualmente positivi a 58.890, numeri alti ma comunque in crollo verticale rispetto solo a pochi giorni fa, anche perché abbiamo 1.325.000 persone positive dall'inizio del Covid nella nostra regione. Scendiamo nella seconda parte di questa tabella, che è quella che ci fa
capire come la sanità del Veneto sta reggendo l'urto di questa fase, speriamo ultima fase, dell'emergenza Covid. Sono 1058 le persone ricoverate in area non critica, di cui 644 ancora positive, 414 che si sono negativizzate, 96 le persone ricoverate in terapia intensiva, equamente divise fra positivi e negativizzati. La differenza rispetto a ieri è di un bilancio negativo di 45 unità in area non critica, un bilancio negativo di 2 unità in terapia intensiva. Scende molto lentamente comunque il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, scende finalmente anche il numero delle persone che hanno perso la vita nella giornata di ieri a causa del Covid. Questo era l'ultimo dato, era l'ultima notizia del nostro Focus TG. Vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Fabio Verin per la regia, tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare a casa vostra tutte le notizie dal Veneto e non solo in diretta. Vi invitiamo a seguire i nostri telegiornali TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutto il resto e vi auguriamo un buon pomeriggio.